Ottava e conclusiva, un confronto per 4 anni di minima. Emerson EK, Ergolest, End of West, Elodie VF, TNG, Farevo Crack, Elmo Jet, Earthquake, Eva Trio, Escamotage B, Elite Lenaldine e Iolo, Elton Cup. Macchina che li lascia. Sono andati con veloce End of West, che prende l'iniziativa nei confronti di Etienne Giffard, che si sistema in corda, poi Elodie VF, galoppa il leader, si ritrova al comando Etienne Giffard, prova a puntare in avanti Escamotage B, numero 3 End of West, poi ancora Emerson e K, quindi Ellie delle Naldine, poi via via numero gli altri. 9 Eva Trio, 15,5 per il lancio da parte di Etienne Giffard, che ha preso l'iniziativa. Seconda posizione allo steccato per Escamotage B, che precede Elodie VF, quindi ancora Emerson e K, poi gli altri, con il leader che ora cammina all'avanguardia, addirittura 44,8 per i primi 600 metri di corsa. Etienne Giffard in nettissima evidenza, bello ardente nelle mani di Roberto Vecchione. Seconda posizione sempre per Escamotage B, che precede lo DVF, mentre c'è il volo dalle retrovie da parte di Evoke Rec, che prova ad aggirare il gruppo. Un altro 29,4 di frazione, segno che Etienne Giffard continua ad andare a tutta, un po' in difficoltà sulla curva Escamotage B, che perde un po' di terreno, poi Elodie VF, gli altri più indietro con Elton K, che prova a recuperare dalle retrovie. Etienne Giffard in netta evidenza quando siamo a 450 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune è passata in 14,9, 1,29,5 3/4 di miglio. Etienne Giffard per fatti propri nei confronti di Escamotage B ed Elodie VF. All'ingresso della dirittura d'arrivo Etienne Giffard per conto proprio. Etienne Giffard che allunga ancora nel finale, viene a vincere in maniera nettissima. Roberto Vecchione in salchi per il Team Elert al training, al secondo Elodie VF, mentre c'è foto per il terzo tra Emerson e K ed Ergolest. 34 ad arrivare, tutto facile per Etienne Giffard. Roberto Vecchione, il Team Elert, i colori della Giga Pharma, la vittoria del figlio di Varenne, e l'Allax in chiusura di serata dal Savio di Cesena, la vittoria di Etienne Giffard. Da Stefano Zanirato a tutti la più cordiale buonasera.